Amici di Sportisili, buon pomeriggio e buon anno dal vostro caro Marco Genduso qui per commentarvi il secondo turno di Coppa Sicilia che vede scendere in campo il Palermo Futsal Club e il Futsal Emire. Sulle punte in battuta ripetiamo Pecoraro, tra i pali c'è però Arcinesi e non Renicella. Inizia anche il match con Guglielmini. Palloni, giocatori tra tutti, mette palla in rimessa, Chinnici. Finta e controfinta come sempre, Chinnici, che fa? Va sul mancino, poi parecchia, Nicchia! E la appoggia in porta! Ma che giocata di Lorenzo Chinnici, che fa sembrare come sempre tutto tanto facile, ma in realtà non lo è stato mica. Sentiamo nel frattempo la voce di Mister Gentile, detto a Franco di avere un minuto. Chinnici anticipa a tutti, Chinnici contro il portiere, Chinnici salta tutti e fa gol. Ci ha preso gusto Lorenzo Chinnici, che dopo non aver trovato gol se non nella prima di campionato ne ha fatti due la scorsa e adesso continua a segnare, continua il suo momento d'oro con un super anticipo e poi salta il portiere e con il piede non suo, col destro fa gol 2-0. Chinnici, palla lunga per Fiorentino, che palla Fiorentino con l'esterno poco preciso questa volta, al meglio delle sue possibilità. La Fiora vince il rimpallo con Giancande, poi tocca la porta, la Fiora, il capitano continua anche lui il suo momento d'oro. 3-0, è stato praticamente perfetto in quei minuti che ha giocato. Palla dentro Paresi e Calisi mette anche lui in mostra. Rappa apre subito, Sciacca attraversa ancora come nella gara di campionato. Arriva il fischio con Paresi e Cali ancora respinge, ormai è una tradizione. Catania allontana. Catania di prima, ne escono benissimo dalla pressione Chinnici, c'è la fine dall'altra parte, Chinnici può cacciare, Chinnici secondo palo, la Fiora e non sbaglia mai dal limite la Fiora. Ancora una volta genialata di Chinnici, che qui regala un'uscita dalla pressione da calcio a 5 con Ciccio Catania e fanno 4-0. 2 contro 1, Nicchia, c'è in mezzo Pisani, guarda la porta Pisani, qui se l'è divorato totalmente però. Palla imbucata, Nicchia va sul fondo, sul mancino Nicchia, lo fa bellissimo e ormai la sua giocata si allarga e poi tocco morbidissimo quasi all'Emanuele Fiorentino, fa 5-0 in questa partita. Nicchia apparecchia, Pisani può cacciare, Pisani, Arcilesi ancora di ritorno, ancora Pisani, gioca semplice il Palermo ma lo fa in maniera molto efficace con Nicchia, non sbaglia ancora una volta, ma che giocata di Antonio Pisani. Non fa gol, fa assist, va bene lo stesso, 6-0. Parte in contropiede con Pisani, apre Franco, secondo palo per Chinnici che riesce comunque a arrivare sul pallone, poi mette verso Pisani che la mette sotto l'incrocio ed esulta come Jude Bellingham. 7-0, che gol. Fiorentino, palla di ritorno su John, ancora palla che passa, la Fiora! Doppietta per Vito La Fiora, forse il gol più facile della sua stagione. Ne fa un altro ancora, la Fiora, 8-0. Perché si sta riscaldando adesso. Chinnici sbaglia il passaggio, forse più della sua partita. Guglielmini buca Cali sul primo palo, fa 8-1. Non è impossibile vedere un cambio. Palla dentro San Martino, cosa ha parato Arcilesi. Chinnici, palla nascosta, Fiorentino dove l'ha messa con il destro, con la punta, palo gol, impossibile da fare passare. Poteva farcela soltanto Emanuele Fiorentino. 9-1. Vivarelli, finta su Guglielmini, prova a passare anche Rappa, salta tutti, Vivarelli col destro, si mette in proprio e lo fa benissimo, 10-1. La Fiora con il destro, la piazza e fa sempre benissimo, 11-1 e poi con questo gol termina anche la partita. Vince dunque il Palermo Futsal Club e convince sicuramente, vincendo questo secondo turno di andata chiaramente contro il Futsal Emile, un risultato molto sonoro e adesso testa al ritorno.